Sono Romano Cornale, testimone espiatore per l'Italia dell'Agostino Brauerei. Vi presento la mia cucina bavarese, con zuppa di porcini, il goulash con patate, lo stinco cucinato sul forno a legna, il radicchio con lardo e aceto di birra, e poi abbiamo il tris tipico della birreria e il famoso Weisswurster con la senape di Monaco e la Weissenberg. E per finire i dessert con la Sacher e la torta di ricotta. E il tutto accompagnato con l'Augustiner di Monaco. Centro Servizi Autofficina Sandri, specializzata in autodiagnosi elettronica a filoscopio per accensione, con tecnici specializzati e attrezzature d'avanguardia. È in grado di offrire servizi per il mantenimento dei perfetti livelli di sicurezza e di funzionalità del vostro autoveicolo. Autofficina Sandri la trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta. Centro Revisioni Autofficina Sandri, la puoi trovare anche a Bassano del Grappa in via Schio 5, laterale di via Pecori Giraldi. Brink, negozio specializzato in cartucce per stampanti, carte comuni e speciali. Montaggio di stazioni di inchiostro per un risparmio davvero sorprendente. Fotoprint, ordina comodamente da casa tua e ritira in negozio. Sostituzione filtri particolati che riducono del 94% le emissioni delle polveri sottili. Stampa le tue foto online e aderisci alla campagna Print Card. Più punti, più premi. Colora la tua vita con Prink. Siamo in Viale Venezia 73 a Bassano del Grappa. A 6 chilometri da Bassano del Grappa troverai il fascino e l'emozione di un sogno all'Hotel Ristorante I Cavallini. Il ristorante, dotato di 60 coperti, è in grado di ospitare cene private, cene d'affari e incontri di lavoro o ricorrenze in genere. L'Hotel Ristorante I Cavallini dispone di 15 camere di recente ristrutturazione per una ospitalità ad alto livello. Hotel Ristorante I Cavallini. L'eleganza, l'armonia e lo stile sono accompagnati da un raffinato servizio. Hotel Ristorante I Cavallini, via Trento, Solagna Vicenza. Amici della Voce, benvenuti per questa puntata veramente all'insegno delle storie incredibili. Abbiamo due onorevoli, due personaggi importanti del panorama politico italiano, ma soprattutto delle storie che sono sicuramente interessanti per i più. Intanto saluto Giorgio Conte, deputato del nostro Parlamento, intanto grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti, grazie. E Gianfranco Paglia, insomma lei, la gente se lo ricorderà sicuramente per quel tragico 93, ma ne parleremo dopo. Allora, onorevole, intanto la ringrazio per essersi interessato a parlarci di questo personaggio che credo che possa sicuramente far riflettere sull'italianità che è un po' in pericolo, oppure un'italianità che oggi si gioca un po' come un fazzoletto, quando ti serve poi lo getti via. Siamo in pericolo come unità d'Italia, come il vero senso dell'unità, dell'appartenenza. È un momento di grande riflessione, anche di natura politica, come si sa, siamo di fronte alla necessità di riforme importanti per l'assetto istituzionale e costituzionale del nostro Paese e su questo percorso ci può essere qualche deriva, qualche scappatoia che non può essere gradita a chi ha a cuore innanzitutto la coesione nazionale. Noi ci siamo soprattutto per vigilare e per evitare che questo accada e assieme a Gianfranco Paglia e assieme ad altri colleghi vorremmo rappresentare proprio il baluardo dell'unità e dei valori che rappresenta la nostra nazione. Ecco, onorevole, mia mamma diceva, dimmi chi frequenti, ti dirò che sei, no? Perché certe persone sono amiche di persone più importanti delle altre, ma non importanti a livello gerarchico, importanti a livello proprio umano. Sì, è proprio vero, oggi queste frasi si addicono proprio all'ambiente politico, non c'è dubbio, anche perché la gente è abituata ad associarci al leader politico del momento piuttosto che agli esempi positivi o negativi, che purtroppo ci sono anch'essi, che sono presenti in Parlamento e nella società civile in genere. Io oggi, ad esempio, ma non solo da oggi, credo di poter rappresentare delle valide amicizie. Sono qua con Gianfranco Paglia a testimoniarlo. Spero che possa dire altrettanto lui di me. Ma... Lo sentiremo senz'altro. Gianfranco Paglia, lei nasce a Milano, in provincia di Milano, se non sbaglio. Sì, sono nato a Sesto San Giovanni Milano, ma ci sono stato per circa 40 giorni. Poi sono tornato giù a Napoli, perché comunque i miei sono di Napoli. E adesso dal 90 vivo a Caserta.
Ecco, vive a Caserta, però la storia sua è una storia di quelle veramente incredibili. Nel 93 in Somalia, dove è un po' una terra italiana la Somalia, specie dopo la seconda guerra mondiale, dove forse la missione di pace ha un significato più elevato in altre parti, perché non vogliamo parlare dell'Afghanistan, io poi sono un pacifista, mi deve perdonare, però voglio dire, in Somalia è una guerra civile. Diciamo che lo siamo anche gli stessi soldati, sono dei veri e propri pacifisti. Ecco, nel 93 cosa è successo? No, accadde che durante un rastrellamento ci fu un agguato e... Ecco, usiamo questo termine perché il rastrellamento, poi dopo ci sono sì, quelli diciamo, di sinistra che dicono ci fu un'operazione di controllo del certo. territorio, di ricerca di armi, e ci fu un agguato e purtroppo quel giorno ci furono 3 morti e 22 feriti. Ecco, io so che lei in pratica da questo carro, insomma, uscì fuori allo sbaraglio, farsi sparare per togliere un po' fuori dalle castagne i suoi amici. Diciamo che quel giorno insieme ad altri ho cercato di fare il mio dovere e in parte ci siamo riusciti. Lei ha perso l'uso delle gambe? Sì, però per fortuna la testa funziona e quindi questo mi ha dato la possibilità di andare avanti. Se la testa funziona, lei mi deve spiegare a me, io poi Perché sono diventato deputato. Ah no, perché quello immagino. Però mi deve spiegare a me che io non sono un pacifista, come giustamente diceva lei, anche i soldati credo che vadano per missioni di pace. Sì. Però io quando vado all'estero mi succede spesso e poi dopo torno in Italia, mi si allarga il cuore e credo che sia il denominatore comune di ogni italiano che abbia voglia di dire sono italiano per qualcosa, no? Allora quando si torna in Italia ti si allarga il cuore, questo tricolore ancora mi fa battere, insomma mi fa l'appartenenza. E mi sembra strano che specie la gente del sud, dove un po' l'Italia, parliamoci chiaro, è un po' dimenticata, hanno ancora più a cuore le sorti dell'Italia. No, questo è fondamentale. Io non farei grosse distinzioni tra nord e sud, mi piace pensare che l'Italia sia una, abbiamo un'unica patria e l'esempio più bello sicuramente lo danno i nostri soldati, che comunque giurano fedeltà alla patria e molto spesso rientrano una volta partiti in missione avvolti dal tricolore, quindi questo fa pensare. Perché si parte per andare a fare missioni di pace oppure comunque si va a rischiare la vita? Ma perché ci viene chiesto e perché si dà la possibilità comunque di fare qualcosa per il prossimo e questo ci fa crescere un po' tutti, sia come nazione che come persone. In Somalia c'è stata una storia un po' particolare, una guerra civile, io insomma, ho preso qualche rispolverata, insomma, nel 90 c'è stata un'altra rivolta dove poi vi visti chiaramente interpreti. Ecco, la differenza di andare a fare una missione di pace in Somalia piuttosto quella dell'Afghanistan e anche la differenza, anche la pericolosità. No, vabbè, i tempi sono cambiati, lì eravamo con le Nazioni Unite, in Afghanistan siamo con la NATO, però semplicemente adesso forse la minaccia è sicuramente diversa, prima ti sparavano addosso e quindi in un certo qual modo il nemico lo vedevi, adesso ti fanno saltare in aria, quindi è molto più subdola. Lei quando torna in Italia oppure ha sacrificato qualcosa di sé per questo tricolore, no? E quando sente tante volte anche politicamente, ma anche la gente comune, credo che forse la gente comune faccia ancora più male quando sei nei bar o nel tabaccaio, quando dicono questo tricolore oppure l'Italia insultate in questa maniera. Io credo che sia uno schiaffo per lei. Sicuramente c'è un discreto senso di nausea, però mi piace pensare che è solo una piccola parte della gente e dell'Italia che la pensa così. Onorevole, così? Sì, sicuramente è così. Non c'è dubbio che nella coscienza collettiva ci sia il senso di appartenenza. È chiaro che nelle difficoltà, a questo momento mi trasferisco ad altri tipi di difficoltà, no? Difficoltà di natura economica, di tenuta del tessuto sociale, è chiaro che c'è la reazione, quando c'è la reazione contro le istituzioni, quando ce la prendiamo con le istituzioni ce la prendiamo anche con lo Stato. Questo fa parte un po' dell'aspetto umano della gente, ma io credo che una coscienza civile, una coscienza di appartenenza esista e poi si ritrova nei grandi momenti di difficoltà vera, quando la comunità serve. Allora, se vogliamo prendere a titolo di esempio anche quanto è avvenuto nelle nostre terre, in queste terre venete recentemente, anche l'alluvione ha dato coscienza di un senso di appartenenza ad una realtà territoriale che era l'appartenenza a una città, a una provincia, a una regione, alla nazione intera, perché mi risulta che anche le offerte, le cosiddette offerte libere, provengono da tutta la penisola, anche dalle zone più disagiate del nostro paese.
e in questi frangenti la nostra comunità si ritrova. E quando abbiamo degli altri esempi, come i colleghi del Maggiore Paglia, in questo caso parlo ovviamente dei nostri militari all'estero, quando ci viene riconosciuto all'Italia il miglior impegno o uno dei migliori impegni internazionali nei teatri di guerra o nei teatri dove bisogna restaurare la pace, questo non può essere che motivo di orgoglio per il nostro Paese. Ci sono alcuni luoghi comuni, uno che lo affronteremo anche con, posso dire, questo pluridecorato. Io certo. Per me è un onore ospitarlo, perché comunque viva Dio chi fa qualcosa per la patria, poi dopo uno può... Ci saranno i luoghi comuni, ne parleremo. Nei luoghi comuni ci sono un altro partito. Adesso si apre un altro partito, sono quelli che voltano le spalle, si parla di tradimenti, queste colonie io credo che i giornali facciano delle cose proprio per vendere più copie possibili, oppure per creare più contraddittorio, per far andare meno d'accordo la gente. Ma se uno apre un partito, non credo che sia detto che tradisca, forse vuole imporre una voce, vuole cercare di far capire delle cose, sì, con tutte le ragioni di tutti. A me la parola tradimento in sé evoca epoche diverse, di trapassato remoto, per cui eviterei la facile demagogia e l'enfatizzazione dei termini. È chiaro che se si deve parlare però terra a terra, come diciamo noi, e cercare di spiegare all'opinione pubblica quello che è successo, bisogna anche spiegare chi ha tradito per primo. Allora, se noi intendiamo creare un nuovo percorso per cercare di dare nuove prospettive all'Italia, è perché immaginiamo che quanto fatto fino adesso abbia, permettetemi, tra virgolette, tradito gli impegni che avremmo dovuto assumerci durante quest'ultimo periodo politico, inteso che l'Italia ha bisogno evidentemente di una sterzata, ha bisogno di una svolta, ha bisogno di cambiare marcia, e noi vorremmo in buona fede evidentemente dare un contributo a una svolta in positivo. Certo, non intendiamo mandare a casa nessuno, non abbiamo voglia di vendicarci nei confronti di nessuno, non abbiamo bisogno di togliersi nessun sassolino dalla scarpa, malgrado quest'estate abbiamo assistito a campagne che evocano invece purtroppo questo tipo di atteggiamento, ma direi l'abbiamo più subito che esercitato. Ritengo che il nostro progetto politico sia assolutamente in buona fede e voglia aprire una nuova prospettiva. Se poi l'elettorato, la gente ci verrà dietro, vorrà dire che avremo intuito qualcosa di positivo, altrimenti ci assumeremo tutte le responsabilità del caso. A parte le responsabilità, tu hai dei figli? Sì, ho una bambina di 8 anni e un maschietto di 3. I nomi, perché se ci seguono... Vittoria e Antonio. Ecco, penso che come uomo di regole, perché insomma nell'esercito ci sono un po' come degli sportivi, se si hanno delle regole si viaggia, se non si hanno delle regole c'è l'anarchia, quindi le cose non funzionano. Non credi che ci sia bisogno di regole per questi giovani d'oggi? Cioè, o meglio, forse una volta gli stravizi costavano molto e quindi anche in virtù del fatto che non c'erano le possibilità, c'erano maggiori limitazioni. Oggi credo che i vizi siano alla portata di tutti. Questo è vero, però ci sono tanti giovani invece che hanno voglia di dare, hanno voglia di crescere, forse si sente parlare di meno di loro, ma ce ne sono davvero tanti. Non credi che abbiamo bisogno di esempi? Io credo che tu lo sia. Io ho sempre detto che invece i nostri esempi sono chi invece dà la vita, dalla propria vita per la patria, e stiamo parlando delle forze dell'ordine, dei nostri soldati, dei nostri magistrati, quelli sono i veri esempi. Onorevole Giorgio, sembra quasi una banalità quella che hai detto, però in effetti noi abbiamo un uso in Italia sistematico, credo, nel insultare coloro che comunque poi dopo sono là che ci danno una mano. Sì, il sistema della comunicazione attuale, la mia è una critica generalizzata, ci mancherebbe, siamo qua. Il sistema della comunicazione attuale evoca più, dà più spazio, secondo me, purtroppo, ma credo che sia soltanto ciclica la cosa, i cattivi esempi piuttosto che i buoni esempi. No? Quando vedo che funziona molto di più il Grande Fratello piuttosto che una trasmissione di approfondimento culturale, fa male al cuore, no? Fa male al cuore e ci si domanda dove abbiamo sbagliato, cosa sta sbagliando la società, che investimenti dovrebbe fare per invertire la rotta. Ecco, queste sono le domande che ci poniamo e alle quali speriamo
che la modernità sia nelle condizioni di dare risposte diverse, che la modernità non sia necessariamente spazzatura, come molto spesso appare. E ha fatto bene l'amico Gianfranco Paglia a sottolinearlo, perché è tutta apparenza, in realtà pulsa un cuore silenzioso, rappresentato dalla stragrande maggioranza anche dei nostri concittadini, che è gente che pensa alla famiglia, che pensa alla propria comunità, che pensa ai valori fondanti della nostra Costituzione, della nascita di una nazione, della convivenza civile, ma non fanno notizia. Il limite è che non fanno notizia. Proviamo a portare tutto ciò al culmine della notizia, nel vertice della parabola. Se riusciamo a portare questi valori protagonisti non solo del tessuto sociale ma anche della scena politica, i politici avranno fatto sicuramente il loro dovere. Io mi auguro che voi siate attenti alle trasmissioni come la nostra, faccio una marchetta perché sono anni che dedichiamo a questo. Infatti, no, ma io un'altra domanda vorrei farle, perché la sua vita è cambiata nel 93, poi è stato chiaramente decorato. Lei non si è occupato anche del disagio che sta affrontando in questi anni, però la sua vita è andata avanti in maniera, diciamo, da normodotato. Normale. E questo è singolare. No, vabbè, sono stato molto ma molto fortunato, perché comunque è vero che sono finito in carrozzina, ma c'è sempre stata l'istituzione alle spalle, quindi comunque le forze armate mi hanno dato l'opportunità di tornare a indossare un uniforme, di andare all'estero in missione, quindi rispetto a chi invece si trova in queste condizioni per un incidente di macchina o di moto è un attimino diverso. L'altro giorno ho assistito a un documentario di Michael Moore, un regista provocatore americano, il quale ha fatto vedere una faccia dell'America davvero desolante, quella di politici veramente che sono famelici, e dava molto il segnale, lo si leggeva peggiore dei nostri politici. No, devo dirle la verità, che poi guardando una nostra tribuna politica, oppure mi sono rinfrancato e ho detto l'Italia sta molto messo meglio degli americani. In questo ne sono più che convinto e oggi anche posso rilanciarlo, è vero? No, anche io, perché comunque entrando in questo mondo ho avuto la possibilità di conoscerlo bene, e obiettivamente adesso non perché è presente Giorgio, però ci sono persone che veramente fanno politica perché ci credono, lo fanno perché cercano di migliorare il nostro paese, e forse se ne parla poco, il problema vero è che se ne parla poco, però posso garantire che in Parlamento di gente così ce n'è tanta. Posso aggiungere che se è stato chiesto, come ovviamente è stato chiesto a Gianfranco Paglia, di entrare in Parlamento, è perché si sentiva la necessità che ci fosse un contributo da parte delle persone come Gianfranco, di cui evidentemente si sentiva la necessità, di questo ne sono convinto. Infatti, ma tutto questo io quando ci siamo messi d'accordo? No, ragazzi, qualcosa esce anche qua. Però voglio dire, no, sai cos'è che dicevo prima? Questo documentario mi ha fatto veramente stare male, però credo che l'Italia abbia ancora delle virtù, grazie anche a gente che forse ogni tanto si smazza, come nel vostro caso state rischiando la poltrona, in tanti, parliamoci chiaro, se uno vuole, come si dice, i luoghi comuni, si parlava prima, se uno è attaccato alla poltrona, insomma ci sta, insomma, fin quando scade la legislatura e poi andrà avanti. Io me la porto da casa, quindi non rischio a questo punto rispetto agli altri. In questo c'è Google, cioè, insomma, esatto, in qualche maniera. No, però voglio dire, c'è la voglia ancora di dimostrare che c'è ancora dell'impegno, del sano impegno politico, la coscienza, si diceva una volta con queste parole che oramai sembrano quasi da vocabolario degli anni 40, no? La coscienza, la partecipazione, c'è ancora, perché voglio dire, fondare un altro partito, pur rimanendo dentro una tipologia di... Uno schieramento. Uno schieramento vuol dire, comunque, vogliamo dire qualcosa ancora. Sì, mi risuonano ancora nelle orecchie le affermazioni di alcuni cari amici che immediatamente dopo il mio rientro in Parlamento, dopo 2 anni di panchina, diciamo così per usare un termine calcistico, perché io, lo voglio ricordare, nel 2008 non ero stato rieletto e ho dovuto attendere un paio d'anni prima di tornare in Parlamento, e a distanza di 1 mese dal mio rientro si è aperta questa avventura, e tornando a Vicenza per il classico weekend qualcuno mi diceva: chi te l'ha fatto fare? Sei appena rientrato e già ti metti a rischio, già vuoi mandare a casa il governo, cosa assolutamente non vera, e ci stiamo sgorando in tutti i modi per sottolinearlo, ma perché questa nuova avventura non avrete futuro? Se stavi nel PDL probabilmente eri garantito anche per la volta successiva. Insomma, non è questo lo spirito con il quale uno si avvicina alla politica, almeno
per i motivi e gli argomenti che mi hanno avvicinato alla politica più di 30 anni fa. Ed è per questo che prima ho fatto un cenno sul quale Gianfranco ha fatto simpatica battuta e ci eravamo messi d'accordo. Se viene chiesto a Gianfranco Paglia di venire in Parlamento e portare una testimonianza e portare il suo bagaglio culturale e valoriale, lo si fa probabilmente rinunciando a qualcos'altro, perché prima di lui c'erano altri. La classe dirigente certo tende a conservarsi, ma tende anche a rinnovarsi per quello che porta. Se arriva uno come Paglia in Parlamento è perché si sente effettivamente la necessità di un contributo nuovo, di un nuovo bagaglio culturale e valoriale che evidentemente mancava, anche a costo di lasciare a casa qualche amico, perché sicuramente se è arrivato Paglia è rimasto a casa qualche amico, così come sono rimasto a casa io nel 2008 ed è entrato qualcun altro. Insomma, la vita politica si rinnova in continuazione e ha bisogno di esempi, ha bisogno di persone, donne e uomini sulle quali la politica cammina. Parliamo di alluvione, no? Le ultime, una frase che ho sentito in questi giorni che mi ha fatto un po' rabbrividire, per la verità, è stata quella che in effetti è odioso il comportamento di alcuni che vanno veramente a fare sciacallaggio su persone che hanno già perduto tutto. Però è anche pur vero che bisogna una via di mezzo ci andrebbe, con il Presidente della provincia di Treviso ha detto bisogna giustiziarli là sul posto. Ecco, io adesso le chiedo a lei un uomo di regole, insomma, dove c'è una brutta provocazione, una caduta di stile. No, vabbè, è ovvio che comunque... La vita è sacra per tutti. Esatto, però capisco anche la disperazione, è una disperazione di chi vede tutto ciò che ha costruito distrutto in un attimo e poi c'è chi ne approfitta. Quindi siamo persone umane e certe cose ovviamente a volte ci possiamo lasciare andare, ecco. È più una boutade, diciamo. Penso di sì. Onorevole, però una boutade che raccoglie il favore di tanta gente un po', diciamo, non instabile, ma nel senso che non sanno, è molto più bello dire così, ti scarichi, sai, ti motiva, però credo che il processo sia culturale in qualche maniera, sì, bisogna partire un po' da lontano. Quando ho letto fatica, queste insomma. espressioni anch'io sul giornale sono rimasto basito effettivamente, perché ti aspetti che certe espressioni vengano adoperate più con tutto il rispetto per il bar, ma in ambienti diversi che non negli ambienti istituzionali, no? Però è altrettanto vero che un rappresentante delle istituzioni, un sindaco, un presidente della provincia in questi giorni deve essere stato veramente assalito dalla disperazione di tanti cittadini, dalla sua comunità, eccetera. Ecco, che gli sia scappata una parola in più, io in questo caso lo scuserei, così come lui per primo dovrebbe scusarsi con la sua comunità. Intanto sono volati, poi si diceva mezz'ora passa in fretta quando c'è bella gente. Ecco, allora adesso andiamo un po' sul particolare, siamo poi in chiusura. Hai dei figli? Cosa gli stai insegnando ai tuoi figli? Ma ai miei figli sicuramente sto insegnando i valori in cui io ho sempre creduto, come la lealtà, l'onore, il rispetto, l'amor di patria. Un po' quei valori che ho ritrovato nella destra, i valori che ha sempre rappresentato Gianfranco Fini, il quale mi ha chiesto di entrare in politica, con grande sorpresa da parte mia, perché comunque non era proprio in previsione. Però sono in un certo qual modo contento di questa esperienza, perché sto cercando di dare qualcosa in più al mio paese e sinceramente anche in questo momento mi sento ancora più libero e fiero, perché io nella mia vita non ho mai tradito e non mi sento assolutamente un traditore. Ma tu sei un grande a parlare così, poi mi guardi negli occhi senza nessun problema. È difficile, non è facile, amici telespettatori. Io adesso ricordo che alcune cose che ne facciamo anche storiche, anche per di commemorazione, si parla del Colmoschin come se fosse una cosa vecchia, invece il Colmoschin è vivo e vegeta ed è pieno di gente di onore che ancora si sbatte e va a rischiare la vita. Sì, è vero. Merita rispetto. Io è capitato qualche anno che sono venuto qui per la cerimonia sul Monte Grappa del Colmoschin. Io penso che sia un nostro dovere ricordare chi non c'è più, ricordare chi ha dato la propria vita per la patria, un modo per mantenere la loro memoria viva, e quindi questo penso che faccia piacere a tutti, soprattutto migliora lo spirito di tutti. E io un po' ti invidio che lui è tuo amico, io lo conosco da poco, per cui non possiamo dire che siamo amici, però credo che questi amici siamo ben lieti di ospitarli. Ma certo, per me è un onore
poterlo frequentare a Roma, confrontarmi con lui sugli argomenti che investono l'impegno parlamentare, che non sono argomenti leggeri, sono argomenti che ci motivano, che ci impegnano, argomenti seri, mi permetto di dire, al di là di quello che si dice, gli stereotipi della politica da oggi, ma per chi si avvicina al Parlamento concretamente non può non notare che l'impegno civico c'è. Dopodiché si può farlo bene, si può farlo male. Ecco, credo che di noi si possa dire che abbiamo voglia di farlo bene, poi lo diranno gli altri, se i risultati saranno all'altezza delle nostre prospettive o meno. Tu hai una figlia e una moglie? Ho un figlio e ho una compagna che è qui in studio con noi. Il figlio si chiama? Gianmaria Ilaria, la mia compagna. Invece tua moglie non l'abbiamo citata. Giovanna. Bene, io intanto vi auguro una buona serata, so che avete degli impegni chiaramente con tanta gente dal vivo live, vi ringrazio per essere venuto a trovarci. Grazie a voi. Fin quando i toni sono questi, casa nostra e casa vostra. Grazie mille, veramente complimenti. Grazie anche a voi della Voce alla Valle, insomma, seguiteci anche settimana prossima.